nasce da un lungo lavoro di studio, come potete vedere anche dalla mole, perché Giuseppe Marco Calvino, che non è soltanto un autore dei nostri più interessanti, ma è il più importante sicuramente dell'Ottocento trapanese, ed è anche tra i più importanti scrittori di tutta la Sicilia dell'Ottocento siciliano, insieme a Meli e a Tempio, naturalmente, Scimonelli, poi anche altri inseriscono. Questo lavoro nasce dalla necessità di recuperare dei testi che si stavano perdendo, perché come accade purtroppo anche con altri autori del trapanese e anche di altre parti, ma noi intanto stiamo guardando questa zona, e magari ci sono dei fondi eccetera che sono abbandonati, documenti inediti eccetera che giacciono in qualche biblioteca o in qualche altro posto anche meno accogliente, ammesso che le biblioteche siano sempre accoglienti, e quindi rischiano di perdersi. Io mi sono reso conto, frequentando molto la biblioteca ai tempi, insomma ancora adesso per la verità, anche se un po' di meno, adesso ho vizi un po' più sofisticati, preferisco l'archivio di Stato, che è una cosa un po' più per viziosi, proprio un po' debosciati, diciamo. E, e quindi diciamo, ci sono ancora un mare di carte anche su Calvino, però io quelle che mi sono sembrate più immediatamente, diciamo, fruibili, immediatamente significa 4 anni di lavoro comunque. Questo lavoretto qua, che voi potete vedere così, magari vedendo la quantità di scritture che c'è in ogni pagina, vi rendete conto del lavoro pazzesco. Questi erano testi praticamente illeggibili, messi là, buttati a scatafascio, come quasi in attesa che marcissero definitivamente, e mi sono messo insomma in questa impresa, mi sono fatto aiutare da qualche volenteroso amico mio, però insomma, è stato un lavoro enorme. Dopo averli trascritti, cosa che già ci ha impegnato per 2 o 3 anni circa, poi ho dedicato un annetto per studiarli e per fare anche una bella presentazione di oltre 100 pagine, circa 120 pagine, in cui analizzo sia questi testi, che poi sono delle commedie in lingua italiana, e degli atti unici, anche degli apologhi, e poi ci sono anche delle novelle in versi. Mi sono in tutto 8 testi, alcuni molto interessanti, molto interessanti, e che comunque riguardano il nostro territorio, la nostra storia, eccetera. Di questo è, diciamo, il mio contributo maggiore, e onestamente non avrei saputo fare di meglio, e forse non si poteva fare di meglio, perché gli altri testi che ci sono veramente parziali, in parte strappati, alcuni incompiuti, quindi era più difficile. Ma dove? Alla biblioteca? Alla biblioteca Pardelliana. E quindi poi questo libro ha anche una bellissima grafica che è fatta da Renata Longi, non so qualcuno di voi forse lo conosce, ci sono anche dei disegni, perché quando si può, oltre a fare delle cose utili e necessarie, se si può è bene anche farle bene e belle pure. Di un poeta più esattamente erotico, licenzioso, forse è il termine più giusto, libertino se volete, però un vero poeta è un vero scrittore, perché questa è la cosa più importante, perché non è che basta dice no, io scrivo testi sacri, quindi sono più scrittore di te che scrivi testi in cui parli di cose oscene, non è così, l'arte non è così, la cultura non funziona così, così funzionano magari a volte i nostri pregiudizi, ma non, e quindi non è quello che caratterizza. Chiaramente è una scrittura che, come vedremo adesso, perché adesso poi sarete coinvolti in qualche lettura e anche nell'ascolto delle letture, per chi non legge ovviamente, e quindi vedrete che non è soltanto l'utilizzo di un linguaggio forte, ma è tutto un pensiero. D'altra parte, non so se do 2 note sulla biografia. Giuseppe Marco Calvino faceva parte dell'aristocrazia praticamente trapanese. Padre e nonno erano contadini, però lui poi si erano arricchiti. Lui era laureato, insomma, aveva avuto tanti incarichi a livello pubblico, faceva parte di diverse accademie culturali, cioè erano a massimi livelli, cioè, forse lui manco lavorava di fatto nella sua vita. E suo fratello Giuseppe Calvino Junior è stato un valentissimo avvocato, è anche patriota, e poi un nipote, il famoso Salvatore Calvino, a cui è intitolato anche l'istituto, è stato intitolato l'Istituto Tecnico Commerciale. Quindi una persona che viveva nell'ambiente insomma, del potere, della società, dell'alta società, e che quindi non poteva esporsi oltre una certa soglia, e che quindi viveva un po' con, come dire, un piede nella realtà quella ufficiale e un piede in questo mondo
che era un mondo più vero, quello della letteratura, dell'arte, che quando è onesta chiaramente è vera e parla delle cose che, come mi piace dire spesso, insomma, noi di solito non diciamo, non vogliamo sentire, insomma, non sappiamo dire, eccetera, mentre l'arte va oltre questa soglia. Quindi lui ha una grande produzione. Per quanto riguarda la sua vita aggiungo che lui è molto molto giovane, è nato nel 1785 a Trapani ed è morto nel 1833, quindi ha appena 48 anni. E abitava nel centro storico, via Garibaldi, Rua Nova, allora si chiamava, ad angolo con praticamente la scalinata di San Domenico, e la casa dava anche alle spalle, credo che si chiamava via Paglia, via della Paglia, quella alle spalle. Lasciata paglia perché probabilmente perché c'erano tutte le carrozze dall'altro lato e quindi la strada sarà stata sempre piena di paglia perché queste carrozze passavano e quindi anche eccetera. E quindi diciamo lui durante la sua vita pubblicò tante cose, perché se vedete qua la bibliografia in questo libro c'è tutta riportata, sono un sacco di cose dedicate in occasioni particolari, per la regina, per l'amico, per il matrimonio, alla moglie dell'amico, eccetera. Tutte cose spesso di poco valore. Poi ci sono alcuni testi invece un po' più interessanti, come ne segnalo alcuni, per esempio Elegie, che lui scrisse a 23 anni, nel 1808, ve lo segnalo perché c'è una poesia che secondo me non è sganciata da quello che poi è stata, diciamo, la sua vita e anche la sua produzione di opere che hanno a che fare con il mondo, diciamo, delle relazioni tra uomo e donna, ma non solo, con la vita intima delle persone, la vita sessuale, la vita erotica, eccetera. E probabilmente questa cosa, io almeno voglio immaginarla così, vi leggo quello che ho scritto, così insomma è anche più preciso, perché la memoria, questo libro, pensate che è uscito quasi 25 anni fa, quindi ho cominciato a scriverlo un po' di anni prima, cioè praticamente ero un ragazzo quasi allora, però è passato quasi inosservato. Lui forse è uno dei pochi che lo ha notato a suo tempo e con la sua associazione ebbe pure la bontà, la generosità di darmi un riconoscimento, cos'era, una pergamena, una roba del genere. È stato un premio, diciamo, alla cultura che io avevo dedicato proprio a Giuseppe Marco Calvino, Anche, e lui è anche stato per questo quando mi ha chiamato come facevo? e lui è stato è stato di questo libro, quindi l'unico autore a fare un lavoro così approfondito su questo. io stesso mi chiedo ancora perché, perché quando uno fa un lavoro così è importante, non perché Calvino non lo meriti, io lo farei 4 volte per Calvino, il perché rispetto ai destinatari, perché chiaramente vero che già io sono contento anche di averlo fatto per me stesso, perché ci sono cose che nella vita alla fine dicevo, però qualcosa ho capito di questo autore, siccome per me è meraviglioso, eccezionale, discontinuo naturalmente, perché ci sono delle cose che lui pubblicava in vita, che erano delle sciocchezze, cose che dovevano passare tra le mani di tutti, anche degli imbecilli o anche di quelli che insomma il cervello l'avevano spento. Però poi ci sono cose che ora, a distanza di quasi 200 anni, ancora noi leggiamo, possiamo leggere e possiamo secondo me apprendere un sacco di cose. Soltanto a volerlo però, naturalmente. Qualunque cosa uno può avere pure l'opera di Einstein in mano, dice ma io preferisco andarmene in pizzeria. Vabbè. Io qua ho le fotocopie, non c'è tempo naturalmente di leggere tutte queste cose, quindi, ma così ve lo volevo segnalare, se magari dovesse capitare di andare in Fardelliana, perché ormai ovviamente sono solo le copie nelle biblioteche, quindi anche io utilizzo fotocopie. Questo Amore al liceo è un apologo, è molto interessante perché c'è Cupido praticamente che fa un giro delle scuole, anche sembra un'università, tratte dalle materie insomma, che lui indica, eccetera, per vedere se l'amore è cambiato dal passato ai tempi in cui lui scrive. E quindi c'è questa galoppata attraverso queste varie cattedre, diciamo, docenti, quello che accade e come agiscono i ragazzi, eccetera. Ed è molto, molto fresco, molto ben fatto e anche molto utile. Secondo me mi ha fatto anche pensare al discorso dell'educazione sesso-affettiva, come la chiamano, eccetera, no? Che a volte noi avremmo tanti strumenti per studiare, ma studiare, non fare propaganda, chiaramente politica, ideologica. È un argomento attuale. Studiare, uno studia andando sulle cose che già esistono, non è che poi anche chiaramente aggiornando. Poi c'è un passaggio proprio in cui dice: e se la vita è breve, fuggendo il tempo lieve, onde a imparar si giunga,
che in fasce nei suoi arcani si inizino gli umani. Cioè addirittura dice, sin da bambini insegniamogli le cose. Il problema è cosa insegniamo? È sempre lì tutto, perché non è che proprio chi può essere contro l'insegnamento, è giusto, il problema è cosa vogliamo insegnare, da quali presupposti partiamo, è lì tutta la questione. È lì chiaramente poi ci si scontra. Qua siamo anche al dialetto, abbiamo di la Patra Cumiomachia di Omero del 1827 e degli Idilli di Teocrito del 1830. Questi sono testi in dialetto, quindi qua è più pane per i vostri denti. Naturalmente io avevo la fotocopia di uno di questi testi, ma già la borsa stava scoppiando praticamente con tutta questa roba, quindi non l'ho potuto portare, però li trovate in Pardelliana e possono essere anche interessanti. In particolare a me è sembrato a suo tempo, quando li ho visti, che il primo, questo, la Patra Cumiomachia di Omero, sia più interessante rispetto agli Idilli, per quanto riguarda queste cose dialettali pubblicate in vita. Poi invece la cosa principale dialettale, come abbiamo detto, sono le scherziole, che lui non pubblicò in vita perché l'avrebbero arrestato sicuramente, perché era un testo così spinto, che non era... Anche adesso, infatti, cioè, io ieri ho messo un post con uno di questi componimenti che si intitola Lusecolo XIX, però ho pensato, ma magari qualcuno si può pure infastidire, perché ormai siamo talmente liberi che ci cancellano da Facebook, ci cancellano la parola, ci sospendono se diciamo parole che non possiamo. Non è proprio l'era della libertà. Per questo mi piace moltissimo anche questo titolo, perché secondo me si adatta benissimo anche al secolo in cui siamo. Noi siamo proprio in un altro secolo illuminatissimo, dove accadono delle cose che se a me le avessero raccontate 10 anni fa, le cose che vedo oggi, avrei detto no, non ci credo. E sono convinto che tra 10 anni ne vedremo altre che ancora adesso non riusciamo manco ad immaginare. Anche prima. E anche prima. Ma questa pubblicazione calviniana offre motivi di particolare interesse per via della nota introduttiva del traduttore, in cui vengono enucleate alcune delle idee guida del fare poetico del Calvino. L'autore trapanese sostiene che ogni lingua, qual più qual meno, è capace di buona poesia, citando gli elogi del Parini alla lirica in dialetto milanese del Tanzi e rimproverando ai novellisti fiorentini di essersi doluti che il Meli scrivesse in siciliano. A questa ottusità, a quei pregiudizi, il Calvino ribatte con savoir-faire: se da un canto non si intende da toscani la lingua siciliana, da siciliani si intende il toscano, e si cole e si scrive, malgrado quel peccato in verità sente di un certo disprezzo per la Sicilia. Il nostro scrittore passa quindi a riconoscere meriti di alcuni importanti poeti siciliani: Meli, Veneziano, Rau, il trapanese e Bonaiuto, mostrando di possedere una sua concezione dell'uso del vernacolo siciliano e di essere pienamente dentro alla migliore cultura del tempo. Il nostro grazioso idioma è capace di vera poesia, e chi dal fuoco delle muse, animato, sa modularlo nel verso, dirà come facile ad ogni stile si presta, non mancandogli né forza né grazia, per semplicità, naturalezza, eleganza, delicatezza. Il Calvino pone inoltre una distinzione linguistica tra dialetto, la peculiare parlata delle varie e circoscritte comunità, e idioma, la comune e generica espressione siciliana non contaminata dalle inserzioni e dagli innesti dovuti alle varie dominazioni, dichiarando di volersi attenere al primo, cioè al dialetto, rigettando dunque quella che oggi va correntemente sotto il nome di koiné. Di un raffronto tra lui e Tempio, Domenico Tempio, Micio Tempio cosiddetto, perché spesso gli attribuiscono a lui, come dire, di essere un imitatore di Tempio. Ora, sta cosa, secondo me, questa imitazione non c'è, certo, queste cose giravano e finché erano vivi magari vedevano le cose degli altri, però io, guardando tutta la documentazione diciamo, che ho potuto consultare, che è in mio possesso e che insomma pubblica e che è pubblicata anche negli altri libri, eccetera, io non ho trovato nessun contatto diretto fra Domenico Tempio
e Giuseppe Marco Calvino, sebbene i due siano molto affini, infatti io nella mia relazione li ho chiamati confrère, un po' gemelli anche, i gemelli indiscreti li chiamo un po' giocando, poi sono anche sul contenuto del saggio. Mentre è per certo che lui conoscesse Simonelli, perché ci sono delle poesie in cui lui ne parla, così come è certo che lui conoscesse Meli e Meli conoscesse lui, perché ci sono addirittura dei documenti, eccetera. Quindi queste teorie, a volte si fanno delle teorie che però non hanno poi un appoggio, diciamo, concreto.